Buongiorno Italia. Certo che stavo pensando, no? Mi scricchiola la schiena, mi scricchiola il collo, mi scricchiola le mani, mi scricchiola tutto. Ah, non so vecchio, so croccante. Non ci sto più dietro con le pulizie del camper. Praticamente la cuccia del cipiglie la spazzolo 3 volte al giorno e non hai idea di quanto pelo butto fuori. Ah vabbè, poi detto, il cane è molto anziano, quindi sì, veramente non riesce a immaginare quanto pelo. Non è un cane normale, poi detto, è appunto un cane molto anziano che ha avuto anche la pancreatite e tutto quanto, quindi insomma un cane provato e perde pelo più o meno per 10-12 cani. Ovvio che a parole, se uno sente dire per 10-12 cani, dice sì, la prossima volta ti farò vedere il cuscinone, così resterai a bocca aperta. In anyway, la vita non mi ha insegnato a lamentarmi, o meglio non solo a lamentarmi, ma anche a trovare delle soluzioni. Una presa 12 volt, ma non solo, è collegata a questa specie di aspirapolvere. L'ho preso su Amazon, era il più potente che ho trovato, potenza 75 watt, non ne sono per nulla soddisfatto, non mi è per nulla utile, tira solo su un po' la polvere una volta che l'hai smossa con sta spazzolina. Ho in arrivo dei prodotti da recensire, tra i quali un aspirapolvere fatta a caso, mi avevano chiesto se lo volevo wireless o se lo volevo con la presa 12 volt. Questo dovrebbe essere 120 watt di potenza, quindi un bel 50% in più rispetto all'attuale che sto utilizzando, e speriamo bene, perché non avrei intenzione di prendermi un aspirapolvere a 220. Diciamo che principalmente è un spostapolvere, dopodiché può essere sì che qualche granello lo tira su. Bauemi, che baia, non vuole la morte. Ma che se voglio lavorare in piedi, che comodo. Laboratorio 1000 usi di Singano. Volevi con me? Ti saluto che ospiti a pranzo. Ah? Neanche una goccia. Sì, amore. Buongiorno Italia, buongiorno nuovo visitatore sconosciuto. Sì, sei capitato in un canale dove uno vive in camper, robe strane. Però tu invece potresti essere interessato principalmente a una cosa. Prima il mio laboratorio, che bel laboratorio, grazie. Ta 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 ta. No, volevo fare la musichetta, quella di You Can Leave Your Head On, ma mi è venuto lo squalo. Basta monate, perché ora dobbiamo provare la Pro. Sì, tanto so già che tu hai letto il titolo, so già che sai che è la GoPro. Veloci. Innanzitutto non preoccuparti, non verrà fatto il solito unboxing e la prova veloce, ma ti verrà fatto vedere completamente tutto il processo di attivazione della GoPro, ossia come funziona. Cioè, una volta che la apri dalla scatola, cosa devi fare? Andiamo subito a vedere. Innanzitutto versa la scatola, perché capisco la banalità degli unboxing, ma se non te versi che spusa. 1, 2, 3. Ah sì, è vero, avevo già sentito sta roba. È una cosa che non si fa perché l'hanno fatta tanti altri, però velocemente le caratteristiche. Fotocamera da 20 megapixel, sono tantissimi, praticamente il doppio della precedente. Video in 5K a 30 fotogrammi al secondo, per il momento è anche esagerato e inutile. Video a 4K a 60 fotogrammi al secondo, il che significa che puoi rallentare di 2 volte, ok? Quindi fare un rallenti 2 volte più lento. Video a 1080, che è quello che interessa la maggior parte dei tu che stanno guardando e anche dei non tu, i nuovi spettatori, visitatori.
1080p, ossia il 1920 x 1080 punti per pollice a 240 fotogrammi al secondo. Questo non è certo una novità, in quanto lo faceva già anche la 8 slow motion di 8x, quello che ti ho appena detto. Voice control ce l'aveva anche la GoPro 8, è impermeabile fino a 10 metri, questo anche la GoPro 8. Data overlays, questo lo vediamo dopo. Praticamente comunque ti consente di registrare, ovviamente a fotocamera accesa una volta messa l'impostazione, 15 secondi prima del momento in cui tu hai premuto il tasto REC. Questa è una cosa veramente indispensabile. Time Warp 3.0, una cosa che io ho utilizzato una volta sola, praticamente ti consente di creare dei video velocissimi, anzi a velocità automatica in base al tipo di curve che fai, movimenti che fai, no? Quindi tipo tu, non so, sei a piedi, stai andando per una città, fai 1 chilometro di rettilineo, te lo fa vedere in un secondo velocissimo ai 200.000 all'ora. Fai una curva e no, nella curva rallenta un pochino per poi rilevare di nuovo tanto tempo in rettilineo e quindi andare avanti a manetta. Scatta in RAW, alla modalità super foto più HDR. Ti dirò, io di solito sono un maniaco del RAW, lo utilizzo sempre sia nel drone che nella mia fotocamera, però per quanto riguarda la GoPro direi di no. Ha un eccellente software di gestione dei colori e della profondità, HDR e quant'altro, quindi io credo che continuerò a fare le foto in modalità automatica, ossia con la modalità super foto più HDR. Webcam mode, perché puoi usarla come webcam. Dai che ho finito, e touchscreen ovviamente, ma apriamo. Non devi aver pressa perché sono tante le cose da vedere della GoPro. Oh, già praticamente la borsetta. Apri la borsetta. Non mi aspettavo chissà che. Sono sempre taccagni coi componenti. Allora abbiamo il solito cavetto USB Type-C, tutto attacco rapido con l'adesivo. La batteria, ci mancherebbe anche altro, maggiorata rispetto ai precedenti modelli, quindi dura di più. Vabbè, l'attacco con il suo gommino antivibrazione e anti-sblocco soprattutto. Il pirulino per agganciarla al piccio e basta. Via che qua la gente è curiosa di vedere la GoPro. Dicono che è leggermente più grande dei modelli precedenti. Sì, certo, te lo confermo, ma impercettibile, cioè sì, un po' di più. Chiaro che non ti cambia assolutamente la vita. Para pubblicità del Burger King. Il monitor è leggermente più grande di quello della GoPro 8, ma chi se ne frega. Il monitor davanti ti consente invece di vedere come ti stai riprendendo. Questa può essere una cosa molto molto interessante. In anyway, tira verso il basso questo sportellino, occhio che può essere molto duro, occhio a non spaccarti le unghie, tieni duro qua, della serie che schiacci un po' in dentro e tac, è parecchio duro, molto molto duro, tanto duro. Ti consiglio casomai di strisciare con le nocche invece che con le unghie per non farti fuori le unghie. Attento che non perdi le unghie. Ovviamente anche questo si staccherà, eccolo qua, non preoccuparti se si stacca, invece stai molto attento a cambiare le batterie in acqua, che una volta in Puglia mi è caduto sott'acqua. E quindi insomma non è il caso. Vedi qui dentro sto tagliettino, qui ci va la memory card. Dove ho messo la memory card? Sì, nel portafoglio. Eccola qui, ce l'avevo dentro al portafoglio. Va benissimo, questa SanDisk Extreme da 64 giga, molto economica e ti va più che bene. Non so se va bene, per carità, per i video in 5K, ma per i 4K sì, l'ho già utilizzata più volte. Prima avevo un 128 giga, poi ho visto che utilizzavo di più la macchina fotografica, allora ho detto no, mettiamo la macchina fotografica e 64 giga nella GoPro. Guarda, va in questo verso qui, piano l'accompagna, tipo una molla, tac, sentirai il click, ok? Tiri fuori la batteria. Se sei un grande utilizzatore di GoPro o per hobby o perché hai un vlog o per lavoro o chi più ne ha più ne metta, ti consiglio vivamente di comprarti altre 2 batterie. Vanno benissimo quelle della Telesin, costano 25 euro, sono 2 batterie con il caricabatterie. Te le metterò qui in descrizione, se mi sono dimenticato di mettertele in descrizione dimmi Singano, mettile in descrizione. Oltre a mettere la roba in descrizione metto anche la batteria dentro la Pro. E già che ci sono gli rimetto anche tac il suo piccio. Non tutti sanno, guarda sotto, vedi queste alette con delle unghie, tac, se ci riesci, se hai unghie, tipo io non ho le unghie, ok? Le tiri verso il fuori, tutte e 2. Così facendo le puoi collegare ai vari attacchi GoPro. Sono molto robuste, non preoccuparti. Accendiamo subito il giocattolino, dai che siamo di fretta, corri! Perché siamo di fretta? Non lo so, la gente è sempre di fretta. Nel lato sinistro avrai questo pulsantino, vedi? Oh, vedi qua. Tienilo premuto a lungo, spera che ci sia batteria. Sì, ti dà un bel bip bello
sonoro copioso, ti apparirà la scritta GoPro. Probabilmente c'è da fare l'inizializzazione, ok? Scegliamo la lingua, noi mettiamo l'italiano. Poi se vuoi metterti il tedesco, metti il tedesco, però noi accetta sempre le note legali. Rileva la posizione durante l'acquisizione di video e foto. A me interessa per le foto, sì. Ok. Installa GoPro app sul telefono. Porco cane. Questo perché deve controllare gli aggiornamenti. Vabbè, prendiamo il Singanolefono. L'app c'è sia per Android che iPhone. Ha questa icona qua, vedi? Questa è la GoPro qua. Tieni attivato Wi-Fi e Bluetooth. Qua offerte, spam. Allora, andiamo nella prima icona. Do modifica per rimuovere la mia vecchia GoPro 8 Black. Se scusi eliminarla, aggiungi fotocamera. Ti avevo promesso e ti facevo vedere giustamente tutti i passaggi. Abbiamo trovato la tua GoPro, è la Hero 9 Black, quindi anche indovinato. Ok, va bene, collega la fotocamera. Richiesta abbinamento Bluetooth. GoPro vorrebbe effettuare l'abbinamento con iPhone. Abbina. Connessione in corso. Modifica nome fotocamera di Yuri Hero 9 Black. No, noi rinominiamo. Si chiama GoPro 9 Black. Salva nuovo nome. Connessione in corso. Aggiornamento fotocamera. Ok, sta già scaricando l'aggiornamento. Accidenti, io la metterei un attimo sotto carica. C'è il 7% di batteria, non è una buona cosa. Guarda, vedi, ti vedi anche tu, così capisci dove inquadrare. Stiamo veloci. La tua GoPro è quasi pronta, aggiorna il software della tua fotocamera. Premo aggiorna fotocamera. Non ha senso che ti dica cosa c'è in questo aggiornamento, in quanto se tu l'acquisterai fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, avrai ovviamente altri aggiornamenti con altre caratteristiche. Il livello della batteria della fotocamera è troppo bassa. Niente, ci riaggiorniamo dopo. Ciao, è tipo tardissimo. Ok, dove eravamo rimasti? Sì, che avevamo finito la batteria. Beh, è una cosa tipica finire le batterie nelle GoPro. Quella è andata in stand-by, nello stand-by. Connessione in corso, GoPro 9 Black, e quindi adesso mi ha saltato l'aggiornamento. Probabilmente adesso mi ha saltato l'aggiornamento, dovrò rifarlo dopo in manuale. In Anyway Italia, vedi? Clicchi attiva anteprima. GoPro desidera accedere alla rete Wi-Fi GoPro 9 Black. Accedi. Ok, funziona. Eccoci. Ok, per fortuna mi ha riproposto l'aggiornamento. Una volta terminato l'aggiornamento, la Pro, che sarebbe la GoPro per chi non lo sa, si riavvierà un paio di volte. Dopodiché, sarà pronta. Allora io direi di iniziare a farti vedere tutte le opzioni. Vediamo una cosa per volta. Con il tuo bellissimo ditino tiri giù la tendina delle notifiche come fosse un telefono, no? Sempre con il dito scorri verso destra, vedi? Clicca il pulsante preferenze, clicchiamo la prima opzione, preferenze generali. Qui abbiamo il volume del segnale acustico, io lo metto sempre disabilitato. Personalmente preferisco metterlo basso perché per i tipi di riprese che faccio preferisco non dare nell'occhio. Anticipo che GoPro 9, così come GoPro 8, ma forse un pelino di più di GoPro 8, ha un touch che fa veramente schifo. Mi chiedo sempre come riescano a fare delle robe così schifose e farle pagare tutti sti soldi. Quick Capture è un'opzione che da quasi sempre presente, ti consente praticamente di avviare la registrazione anche a GoPro spenta semplicemente cliccando una volta il pulsante di registrazione. Ovviamente ci vorranno i suoi tempi, ci vorrà tipo un 4-5 secondi, però preimpostazione predefinita, ultimo utilizzo del video, spegnimento automatico dopo 15 minuti, LED tutto acceso, personalmente io seleziono tutto spento. L'antisfarfaglio è a 60 Hz, ti consiglio di lasciarlo a 60 se devi registrare a 30 o 60 fotogrammi al secondo. Nel caso in cui invece volessi registrare a 25 o 50 fotogrammi al secondo, allora lì devi impostare 50 Hz. Credo sia meglio non dilungarsi troppo a spiegare cosa sono gli Hz, il formato PAL, NTSC, ma semplicemente ascoltare questa piccola regola che ti ho lasciato. Quindi 50 Hz per 25 multipli di 25 fps e 60 Hz per 30 e multipli di 30. Come compressione video lascia pure l'H264 più HEVC, sono dei codec di registrazione. L'orario lo sincronizza già lui correttamente con l'app quando lo colleghi all'app, idem la data. Nel formato data di default hai mese, giorno, anno.
io personalmente scelgo giorno, mese, anno. Ora con il ditino ritorna verso sopra, troverai il triangolino a sinistra per tornare indietro e andiamo a vedere tutte le altre opzioni. Controllo vocale, io lo abilito, lo tengo abilitato, è quello per dirgli avvia le registrazioni, stop alle registrazioni, spegniti, eccetera. Ovviamente scelgo la lingua italiana, consente di controllare la GoPro con la voce on. Attivazione vocale, in questo caso invece tengo off, disattivato. Praticamente l'attivazione vocale ti consente di attivare la registrazione o di accendere la GoPro, quindi ricevere i comandi vocali anche quando la GoPro è completamente spenta. Se noi attiviamo questa funzione significa che la GoPro completamente spenta non lo è, quindi un po' di energia, ossia un po' di batteria, te la ciuccia. Pertanto personalmente la tengo disattivata. Lingua italiano, comandi, se tu clicchi hai tutti i comandi che non te li sto a elencare perché sono tantini, comunque hai tutti i comandi vocali da poter dire alla GoPro. Torniamo indietro un'altra volta e da controllo vocale ci spostiamo a touch screen. Orientamento, attenzione, io me lo blocco subito su orizzontale perché mi è capitato di fare per sbaglio dei video in verticale con la GoPro 7 di Fabio e quindi lo forziamo in orizzontale. Salva schermo retro 2 minuti. Cosa significa? Salva schermo retro impostato a 2 minuti significa che se tu hai la GoPro semplicemente accesa così oppure stai anche registrando, dopo 2 minuti si disattiva il monitor qui dietro. Lei continua a registrare, però il monitor si disattiva. Per riattivarlo basta semplicemente fargli un tap nel touchscreen e lui si riattiva. Personalmente la reputo una cosa intelligente per risparmiare la batteria. Certo, personalmente quante volte ho usato personalmente come parola in questo video, 2 minuti sono un po' troppo pochi, io metterei 5 minuti, ecco qua, tac, 5 minuti. Luminosità 80%. Io ti consiglio di tenere la luminosità dello schermo la più bassa possibile. Personalmente, la chiamerò personalmente questa puntata. Personalmente la terrei su un 30%, così come ce l'avevo nella GoPro 8. Torniamo indietro. Regionale, GPS on e lingua italiano. Torniamo indietro. Modo per obiettivi di max, mod contenuti. Queste sono le opzioni per la lente che è cambiabile la lente, cioè tu qua sviti questo obiettivo e puoi cambiargli la lente alla GoPro. Utile se dovessi rigare, no? Magari ti cade in una punta di sasso la lente, oppure se vuoi mettere altre mod, altre lenti diverse che ti danno un effetto ancora più grandangolare. In anyway, a noi non ci interessa. Informazioni, aggiornamenti, info fotocamera, info batteria e via discorrendo. Saltiamo il tutto. Info batteria, eccetera, ti dà lo stato della batteria, normative, ovviamente saltiamo. Reimp, ara qua. Significherebbe comunque reimpostazione. Questa è una cosa invece che può essere molto utile perché non solo puoi reimpostare le impostazioni della Pro se combini qualche malanno e ti dimentichi dove sei andato a tacchignare, no? Ma attenzione, tu schiacci reimp di reimpostazione e hai tra le varie opzioni, vediamo, formata scheda SD, eccola qua, l'hanno messa come prima voce questa volta, formata scheda SD, eliminare tutti i file e riformattare la scheda SD, formatta. No, ha un touch che fa veramente schifo Italia, c'è proprio sensibilità zero proprio, ti dà abbastanza nervoso. Formattato. Torniamo indietro e siamo ritornati alla schermata dove abbiamo le connessioni. Schiacciamo connessioni. L'ho mai detto personalmente? Perché personalmente io sceglierei di tenere il wifi disattivato, ossia inibire la possibilità di collegarsi con l'app, che tanto l'app è lenta, ti consuma un sacco di batteria, è una schifezza, eccetera eccetera eccetera, quindi io non la uso proprio mai, a meno che non ci sia chissà qualche particolare necessità, ma di default io la GoPro la tengo col wifi disattivato. Quindi disattiviamo il wifi. Connessione tramite USB, GoPro Connect o MTP. Questo perché con GoPro Connect selezionata puoi utilizzarla come webcam. Ritiriamo giù la tendina, ripassiamo un attimo la prima schermata. Allora, la prima è l'abilitazione o disabilitazione dei comandi vocali, così sono abilitati. La seconda è l'abilitazione o la disabilitazione del suono, dei suoni della fotocamera. Io li ho impostati su bassi, come hai visto, no? Però li disabilito
spento completamente, ok? Quindi a tutti i beep non attivi, questo perché se devo fare riprese di nascosto eccetera, capito, io clicco tac e via. Mi è un po' di sgamo il display davanti, vedremo come fare. La lepre è l'abilitazione e la disabilitazione del quick capture, ossia quella modalità che ti dicevo che ti consente di attivare la GoPro da spenta semplicemente cliccando il pulsante di registrazione qui sopra. Il lucchetto è semplicemente un blocco schermo per evitare insomma di cambiare per sbaglio impostazioni. Questa griglietta qui serve per visualizzare la griglia, vedi che c'è quella griglia a mo' di tris, no? Se quello che si faceva a scuola, e serve per se devi fare una foto, un video dritto, così vedi l'orizzonte, metti tutto in bolla. Si chiama la regola dei terzi. Oh, bene, mi ero già preoccupato. Allora, questo pulsantino con l'omino serve per impostare lo schermo anteriore, quello che io ti dicevo, accidenti, mi sgamano, no? Con tutte queste cose qua, queste luci. In realtà, se tu clicchi, guarda, puoi disattivarlo completamente, schermata non attiva, puoi mettere solo lo stato, puoi mettere la schermata attiva e puoi mettere lo schermo intero. Schermata attiva dovrebbe essere con la proporzione di come ti riprende, no? Vedi? Difatti è abbastanza wide. Se io metto schermo intero credo faccia una sorta di crop, vediamo. Crop significa ritaglio. Ciao, vedi, perché schermo intero mi ispira molto di più, no? E io lascerei schermo intero. Dopo ovviamente ci sarà la parte sinistra e destra più allargata nel video reale, ma importa intanto l'altezza, giusto per avere il testone al centro quando parli. Aspetta, perché stavo tanto guardando la GoPro, ma devo anche inquadrare un pochino con la Sony mentre spiego le cose. Il penultimo pulsante che GoPro ci propone tra i pulsanti rapidi è il blocco dell'orientamento, vedi? Ok, verticale, orizzontale, io lo blocco. L'ultima opzione è la modalità obiettivo max, che sinceramente ancora non conosco, andremo a scoprire in futuro. Prima di provarla, tra i pulsantini qui fuori che ci propone già GoPro c'è la modalità slow motion, che sarebbe la lumachina. Tu la clicchi, ripeto, ha un touch veramente schifosissimo e ti crea uno slow motion di 4x. Attenzione che in modalità 1080 si può arrivare a 240 fps, quindi 8x di slow motion, no? Dopodiché la lettera W ti consente praticamente di scegliere il tipo di angolatura, wide, stretta, media. Questa macchinetta in alto a destra tremolante sarebbe il boost dell'Hyper Smooth, che sarebbe della stabilizzazione, una stabilizzazione software, e poi la lente col più, che puoi immaginare che è lo zoom. È importante sapere che se clicchiamo la modalità attuale, tipo loro ci buttano 1080 a 60 fotogrammi al secondo, schermo ampio, no? Possiamo cambiare tutti questi parametri, in più crearci dei preferiti. Vedi, lui ci dà già standard, attività, cinematica, slow motion. In più possiamo creare anche altri preferiti, come dire altri stili, ed io, nel caso non avessi mai detto personalmente durante questo video, sceglierei già lo standard e personalmente me lo metterei a 4K. Questo perché io registro e pubblico video in 4K. Una volta registravo in 4K e esportavo in 1080, questo per incamerare più dettagli. Poi ho visto che per i parametri di compressione di YouTube è meglio invece caricare a 4K, quindi selezioniamo 4K. Frame rate io metto 30 fotogrammi al secondo, questo perché è un ottimo compromesso per la fluidità e soprattutto la poca scia che lasciano gli oggetti in movimento, avendo questo numero relativamente alto di fotogrammi, ma anche la compatibilità con gli altri miei strafanti, ossia il drone e la Sony A6006. Ad esempio la Sony A6006 si ha lo slow motion 4x, quindi registra a 120 fps, ma un video normale di parlato non te lo può fare a 60 fps. Quello del video normale col parlato, ossia quello che stiamo girando adesso, te lo fa a 30 fps. Bene, obiettivo ampio lineare. Come tipo di obiettivo questa è una scelta, ho mai detto personale? Sì.
comunque è una scelta personale. Io utilizzavo sempre il lineare, no? Questo perché utilizzavo spesso la GoPro anche per vloggare. Ora però che utilizzo quasi sempre la Sony e la GoPro solo come action cam o come insomma riprese di emergenza, preferisco tenerla non proprio super view ma impostata su ampio, per intenderci 16-34 mm. L'Hypersmooth 3.0, siccome uso la GoPro proprio come action cam, preferisco metterla già al massimo, all'ultimo livello, che è contrassegnato come miglioramento. Attenzione, più aumenti il livello di stabilizzazione, più diminuisci la qualità video, perché essendo una stabilizzazione software, cosa succede? Viene ritagliata una parte centrale del video per giocare con il resto che c'è nei bordi, no? Un po' come quando fai i ritagli in Photoshop o in Lightroom, no? Quando inclini poi la foto ritagliata, vedi che se vuoi roteare devi avere un bel gioco di bordo, no? Spero di essermi spiegato, altrimenti te va via col mal di testa. Acquisizione programmata, questa può essere utile tipo se vuoi riprendere un'alba, metti l'ora in cui vuoi iniziare a riprendere, gli attacchi un power bank e vai a dormire. E successivamente la durata di questo avvio registrazione programmato. Poi c'è la modalità hindsight, si chiama. Questa per me, per il mio tipo di riprese, per il mio tipo di vita che conduco, no? Quando vado in giro con la GoPro, è una cosa a dir poco rivoluzionaria. Questa opzione, ti anticipavo già prima, con la GoPro accesa e l'opzione attivata, ti consente di registrare 15 o 30, a tua scelta nelle impostazioni, secondi prima che tu prema il pulsante REC. Quindi adesso la GoPro è accesa, questa impostazione è attivata con l'impostazione, guarda, mettiamola già a 15 secondi, eccola qua. Io sto parlando, è accesa, davanti a qua mi passa un giaguaro della Polinesia, no? Che non so neanche se che sia i giaguari in Polinesia si verrà a mangiare fra tutti. E cacchio, e io l'ho perso perché ero distratto. No! Appena il giaguaro è passato io posso premere REC, che tanto, davanti ovviamente all'obiettivo della fotocamera, sono già stati incamerati 15 secondi prima del momento in cui io ho premessi il tasto REC, e questa è una cosa veramente rivoluzionaria. Poi ci spostiamo alle impostazioni del ProTune, che sarebbero un po' le impostazioni di ripresa della macchina fotografica, un po' l'elaborazione del RAW, per intenderci, no? In questo caso io cosa scelgo? Bitrate, come l'altra GoPro, gli metto alto, ok? Cosa significa? Col bitrate alto il file è molto più grande perché incamera molti più dettagli, informazioni, no? Arriviamo a 100 megabit al secondo, che è lo stesso bitrate che mi fa la Sony A6600, quindi il mio MacBook Pro lo lavora alla grande senza creare proxy né niente, e io lascio tranquillamente il 100 fps. Nel caso in cui il tuo computer dovesse far fatica a elaborare i file, a fare i montaggi, allora si abbassa il bitrate e si abbassa la risoluzione, ok? L'otturatore lo lascio in automatico, praticamente sono i tempi, ok? Comp VE sarebbe, diciamo, la sovraesposizione manuale, che tu puoi forzare -2, +2, 0. Il bilanciamento del bianco, diciamo, lo lascio in automatico, all'occorrenza di sera o all'interno di certi contesti di chiuso ovviamente lo posso mettere in manuale e scegliermi la temperatura di colore adatta alla situazione. Questa è una cosa molto interessante, l'ISO minimo e l'ISO massimo. In questo caso lascio i valori di default perché la GoPro 9 ha impostato i valori che io utilizzavo di solito, ossia ISO minimo 100, ISO massimo 1600. Nitidezza alto, colore GoPro, o metti GoPro o scegli piatto. Piatto è una sorta di S-Log2, è una sorta di RAW tra virgolette del colore, no? Dove tu troverai dei colori sì molto piatti, spenti eccetera, però con molte più informazioni, colori, luce e contrasto incamerate dentro, e te le puoi tirare fuori dopo in post produzione. Però se GoPro è diventata così famosa in tutto il mondo, significa che qualcosa di buono nella sua storia l'ha fatta, e tra quelle cose di buono che ha fatto nella sua storia
c'è anche l'interpretazione delle luci e dei colori, quindi io lascio scegliere a GoPro perché mi ha sempre regalato degli scatti e dei video veramente molto molto belli, a parte quelle in bassa luce, vabbè, che sono penosi, ma è chiaro. Per quanto riguarda l'audio, ossia i controlli vento e acqua, per questa volta proverò a lasciare in automatico, mentre sulla GoPro 8 li avevo disattivati, avendo visto in alcune recensioni che la GoPro 9 ha un audio migliore, soprattutto una rilevazione del vento, e dicono anche uno svuotamento dell'acqua, proveremo, migliore rispetto alle 8 e precedenti. Lasciamolo in automatico, vedremo cosa succede. Infine c'hai le scorciatoie che non sto a spiegarti, comunque sono quei pulsantini, quei 4 pulsantini che vedi nell'anteprima, quelli te li puoi personalizzare. Ti ricordi prima quando ti avevo detto che c'era l'obiettivo, lo zoom, lo slow motion? Quelli te li puoi cambiare, al posto dello slow motion magari puoi mettere la temperatura a colore, al posto dello zoom puoi mettere la risoluzione, eccetera eccetera eccetera. Ragazzo, credo di averti insegnato tutto delle impostazioni della GoPro, quindi tra virgolette come usarla, e quindi io direi adesso montiamo, quindi indietro, tolgo la stabilizzazione, o meglio il boost alla stabilizzazione quando c'è poca luce, altrimenti non vengono fuori dei buoni risultati. La GoPro comunque sarebbe da utilizzare, questo l'ho sempre detto, a parte come action cam, ok, non come macchinetta da vlog, ma in situazioni di buona luce, di veramente abbondanza di luce. Comunque, bando alle ciance, già non facendo niente siamo già scesi all'80% di batteria, dobbiamo ancora iniziare a registrare. Vedi qui sopra l'icona celestina, ti ricorda che abbiamo i 15 secondi di pre-registrazione impostati. Questa roba secondo me l'hanno un po' scopiazzata dalla Sony RX100M4 che aveva un super slow motion, ok, tipo 1000 fps, anche di più, che si basava sulla chiusura della fine dell'azione, cioè lei registrava di continuo. Quando tipo, non so, la freccia si pigliava, no, nel bersaglio, allora il fotografo premeva tac la registrazione che stava a indicare che era lo stop, quindi lei memorizzava la parte prima dello stop, e secondo me GoPro ci ha visto bene e l'ha rielaborato in maniera ancora più intelligente. Ah sì, avevamo detto monta su, monta su. Eccoci qua, beh, veramente è fantastico finalmente vedersi nel monitorino davanti, quella è veramente una roba fantastica, veramente fantastica. Allora immagino che come qualità e ovviamente anche i colori, visto che io ho, questo sì è una cosa che un giorno dovrò sistemare, ho varie luci nel camper, che sarebbe casa mia per chi non lo sa, che sono metà fredde, metà calde, però mi va bene per farti vedere quanto schifo lavora in condizioni di scarsa luce e negli interni la GoPro. Quindi sto appositamente passando qua in zone ombra, zone di luce eccetera, e vedrai, io so già, non vuol dire niente che la GoPro 9 GoPro farà sempre schifo per quanto riguarda le scene girate in ambienti chiusi. Aspetta che provo a parlare da dietro. CP, no, ti abbiamo neanche presentato, perché c'è gente che magari non ti conosce, è venuta qua a vedere la GoPro, non frega niente. No, non gliene frega niente. Bene ragazzo, io metterei in pausa il tutto. Purtroppo non posso farti nulla di un po' più entusiasmante, in quanto lo skate elettrico l'ho reso ad Amazon perché era morto. La mountain bike non me la porto dietro perché devo andare dal commercialista, e faremo comunque un po' di camminate, un po' di esperimenti, non preoccuparti. A proposito di esperimenti, no, non si entra, aspetta, devo provare a vedere se è vero quel discorso che dicono che dopo quando esci dall'acqua si sente bene. Secondo me no, è una cagata, però proviamo. 1 2 3 4 5 6 7 6 sott'acqua, 4 5 6 7. Esci dall'acqua, esci, lo stiamo perdendo, no, non l'abbiamo perso. Asciugati, come mi senti? Aspetta, forse asciughiamo un po', perché dicono che hanno migliorato l'uscita dell'acqua e quindi si dovrebbe sentire bene dopo pochi secondi l'audio, mentre una volta con le altre GoPro, quando andavi in acqua e riuscivi, sentivi l'audio tutto ovattato. Però veramente ti devo dire che vedersi nel monitor è una cosa pazzesca. Questo perché almeno la 8, quando tipo l'accendevi eccetera, ti faceva tipo, si inclinava, e ora che ritrovava tipo l'orizzonte ci metteva un bel pezzo. In anyway, ci vediamo domani con
il sole. Eccolo. Please for me. I love you. I love you like un treno del mondo. Vai sigari! Crazy baby. Oh, Oops. Ha 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 ha!